Lei pensa che potremmo rimanere in zona arancione oppure no? Se siamo un pochino più disciplinati, magari cambiano le cose. Penso che non dipenda soltanto dal governo quello che decide, insomma. Trova ancora gente indisciplinata. Sì, io lavoro a contatto con il pubblico e di gente indisciplinata ne vedo tanta, purtroppo. Zona arancione anche dopo le feste? Assolutamente, io penso di sì che sia giusto. Finché non abbiamo dei risultati che siano migliori, per adesso sì. Per me potremmo anche rimanere in zona rossa se fosse. Beh, voglio dire, se bisogna combattere la pandemia, bisogna combatterla. Io vorrei però che ci fosse un po' di chiarezza su questi numeri. Io la vedo che è giusto che si faccia quello che è necessario per far passare il prima possibile questa situazione di crisi. E per cui anche si rimanesse in zona arancio o zona rossa non è un problema. È meglio prevenire che curare, quindi meglio stare in arancione e poi magari uscirne prima che ritornare in gialla e magari uscirne tra 2 o 3 anni. Esatto, perché poi la gente pensa ok, sono in zona gialla, sono un po' più libero e quindi inizia a fare quello che vuole. Rimanere in arancione potrebbe essere? Potrebbe essere anche quello, potrebbe essere anche quello. Certo che dopo lì è una guerra su due fronti, perché uno è un problema sanitario e dopo c'è il problema economico.